In primo piano la manifestazione anti-TAV andata in scena stamane a San Donà di Piave. Oltre 100 trattori e circa 300 persone in piazza tra cittadini, agricoltori e amministratori. L'alta velocità, dicono, avrà un impatto devastante sul territorio. Sentiamo. No, TAV a prescindere, in maniera. Prima di pensare a una nuova infrastruttura, dice questo sandonatese, bisognerebbe pensare ai pendolari. Abbiamo tante altre modalità, non si può lavorare solo sulla velocità, bisogna lavorare sulla qualità di tutto quello che abbiamo intorno. Fra chi ha affollato Piazza Indipendenza per protestare contro la TAV, il pensiero è condiviso. Abbiamo bisogno come pendolari che ci sia efficienza e che ci sia disponibilità di più treni per i merci, che gli venga consentito di transitare senza problemi, perché sull'alta velocità nessuno dice che i treni merci non possono tecnicamente transitare. Quindi a che cosa ci serve? Più possibilisti politici e amministratori, bisogna trovare il compromesso fra l'utilità dell'infrastruttura e il minor impatto ambientale. Contemperi anche il fatto che il nostro territorio, che è già molto compromesso perché è tagliato da tutta una serie di infrastrutture, non subisca ulteriori danni. La provincia vuole valutare attentamente i tracciati. La provincia ha già avviato la comparazione tra i vari progetti nella valutazione di impatto ambientale che stiamo dando, e nel Consiglio provinciale del 14 noi esprimeremo queste valutazioni. E c'è il no della Confederazione Italiana Agricoltori al tracciato basso. La nostra totale contrarietà al tracciato basso, perché passa in un'area, una delle più belle aree agricole della provincia di Venezia, un'area sensibile dal punto di vista idraulico e soprattutto un'area dove ci sono le migliori imprese agricole. I trattori hanno iniziato a lasciare Piazza Indipendenza alle 11:30, ora la discussione continuerà nelle stanze della politica, ma dovrà tenere conto di queste persone e delle loro necessità.